forza di combattere contro le mie cattive abitudini, pessime abitudini, e quindi forse perché avevo la certezza di poter frequentare e allora mi sono lasciato riscivolare nella consapevole ignoranza, esatto, però non è un errore da fare, perché appena usciti da qua si è carichissimi, bisogna sempre continuare ad essere. Mai farsi prendere dalla fretta anche dalla fretta di imparare, no? Andare piano e sempre la parola della corsa, no? Bisogna sempre allenarsi per poter raggiungere certi obiettivi e niente, io come sempre voglio sempre fare tutto subito, quindi questa è una parte del mio carattere, forse una parte buona e una parte cattiva, devo insomma educare il mio cervello a raggiungere piano piano le cose, non voler sempre tutto subito. E niente. Sono contento di avervi conosciuto, di avervi aiutato, perché aiuta più una persona a me stesso insegnare le cose alle altre persone. E niente, sono contento. Beh, adesso cosa farai? Imparerò a combattere le cattive abitudini e avrò una vaga memoria delle vecchie brutte. Mettiamolo già come identità. È già passato. E se inizia a cambiare linguistica dicendo che è già passato, cambia l'identità. Niente, ringrazio tutti, ringrazio di nuovo voi e Veronica che è venuta questa volta, sto giro. Grazie, grazie di te.